In Sicilia la quantità di metri cubi d'acqua in dighe e in vasi è la stessa dello scorso anno. Preoccupano le carenze infrastrutturali, però, a danno soprattutto delle irrigazioni agricole. Giuliana Miccichè. In 5 regioni del nord Italia si dichiara lo stato d'emergenza legato alla siccità, al prosciugamento del Po e dei corsi d'acqua a monte verso la Valle Padana. Invece in Sicilia, dove il rischio desertificazione del territorio è stimato al 70%, non si soffre per la mancanza di riserve idriche. Nei 25 invasi, secondo gli ultimi dati diffusi dal distretto idrografico della regione, si superano i 95 milioni di metri cubi, che è la quantità dello stesso periodo dello scorso anno. Le grandi dighe tra Poma, Pozzillo e Rosa Marina contengono oltre 60 milioni di metri cubi e la diga Poma è ad appena 6 milioni di metri cubi al di sotto della propria capienza massima. Dunque la tipica condizione in cui versa l'isola rispetto al centro-nord non prelude emergenze per la stagione estiva, nonostante le temperature superino i 40 gradi e gli incendi si susseguano a raffica come ogni estate. Anche nel corso di un recente tavolo tecnico regionale sulla siccità convocato dal presidente Musumeci non sono emerse criticità da stato d'emergenza. A fronte di ciò, però, si riscontra la carenza o la vetustà delle infrastrutture idriche. Le perdite d'acqua immessa nella rete raggiungono la percentuale record di oltre il 40% e i danni si ripercuotono soprattutto a carico delle irrigazioni e delle produzioni agricole. I consorzi di bonifica scontano un commissariamento ventennale e sollevano l'allarme della Coldiretti Sicilia, che nei giorni scorsi ha annunciato una mobilitazione regionale affinché, è stato rivendicato, l'acqua torni a essere un bene amministrato in modo adeguato e non con strutture come i consorzi che di fatto bloccano l'irrigazione. I 2 consorzi di bonifica orientale e occidentale hanno appena accorpato i precedenti 11, ma la mini riforma non è servita ad assicurarsi i fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. E i progetti presentati mesi addietro sono stati bocciati senza appello. In alcuni casi gli agricoltori sono costretti a lunghe trafile per prenotare i turni di irrigazione e il calendario è compilato a penna, costringendo gli utenti a presentarsi fisicamente negli uffici consortili. La superficie servita da opere di irrigazione di 168.824 ettari, di cui oltre 25.000 a cielo aperto e circa 143.000 a pressione. Si tratta di superfici che ospitano importanti coltivazioni, frutteti, orti, vigneti e molto altro. E con le attuali temperature l'irrigazione frequente è più che mai indispensabile.